Allora, sono qui con Davide Piroli. Davide, è stata dura oggi, no? Primo tempo con Mirandola che, come si dice, aveva messo anche il pullman davanti, avete provato in tutti i modi, però loro molto attenti. Cosa è successo invece nelle riprese? Quindi io ti chiedo cosa ha detto Coach Rigo tra il primo e il secondo tempo. Sì. Intanto buonasera a tutti. Inizialmente sapevamo che era una partita difficile perché comunque è una squadra che comunque ha 0 punti, però lotta con chiunque. In settimana avevamo lavorato bene su un po' tiri a distante che sapevamo che erano molto bassi. Primo tempo comunque loro hanno avuto il portiere che secondo me è stato veramente molto bravo e dopo niente, il secondo tempo ci siamo un po' chiariti, abbiamo parlato di due o tre cose che poi abbiamo svolto ma devo dire che comunque siamo una squadra giovane, cioè il nostro obiettivo è comunque salvarsi, dopo la classifica è corta, però diciamo che abbiamo fatto secondo me una buona partita, ecco. Sì, abbiamo visto anche durante i time out, soprattutto nel secondo tempo, Dario Rigo che usava i primi 45 secondi per catechizzare tutti quanti i ragazzi, poi gli altri 15 ci pensavi tu, giusto? Sei un riferimento adesso che sei in questa A2, anche perché sono giocatori molto giovani, no? Sì, sì, sicuramente Dario da quando sono arrivato mi ha chiesto sicuramente di cercare di portare un po' di esperienza, no? D'altronde tanti anni che gioco e devo dire che sono tutti ragazzi che ho allenato, quindi mi vogliono bene, lo percepisco, mi ascoltano e niente, quello che riesco a dare di supporto sono a disposizione, insomma, perché il futuro sono loro, quindi io sono contento perché abbiamo veramente dei ragazzi capaci e poi come primo anno voglio dire siamo lì a un passo da comunque posizioni importanti, lavorare e avanti così, insomma, dai, comunque siamo contenti per adesso. Ultima domanda, insomma, facciamo anche un outlook anche sulle giovanili, perché appunto hai parlato di giovani ragazzi, però la tua Under 13 oggi ha vinto contro Tiene, una Under 13 che insomma personalmente anche io ho il figlio che gioca appunto in Under 13, l'ho vista proprio crescere a livello esponenziale, no? Sì, sì, ecco, stamattina abbiamo fatto questo risultato che per noi era importante perché sapevamo che il Tiene era un'ottima squadra. Devo dire che ho un gruppo di ragazzi fantastico, accompagnato da genitori fantastici e insomma è un po' l'insieme. Io con il mister Alex stiamo lavorando secondo me bene, i ragazzi sono fantastici e quindi avanti così dai, alziamo le asticelle sempre perché sennò a me non piace rimanere lì, mi piace alzare, quindi sono contento dei miei ragazzi. Va bene, grazie mille Davide e alla prossima.